Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley alla 16ª puntata di Mega Intersport Sottorete, sempre qui dal Mega Intersport del Città Fiera di Martignacco. Oggi una puntata un po' ridotta, visto che ci sono i recuperi del calcio e bisogna lasciare sulla nostra rete un po' di spazio all'amico Massimo Radina, ma come vedrete anche noi abbiamo un piccolo scoop calcistico. Cominciamo con ordine dalla B1 femminile girone B, quello delle nostre tre portacolori. Il Martignacco, il Città Fiera Martignacco, era atteso a una lunga e difficile trasferta in quel di Brescia contro il Millennium Brescia, una squadra che si è molto rinforzata nel mercato di gennaio acquistando la forte cubana Zamora, che è scesa in campo, ed è stata una partita davvero complicata per le ragazze di Cutini, che non sono andate oltre il 3-0, non riuscendo a capitalizzare i vantaggi che pure avevano ottenuto per esempio nel primo set, in cui erano partite davvero in maniera promettente. Un'occasione persa proprio contro questa squadra di Brescia che lotta per la salvezza, ma niente paura, c'è da difendere il nono posto attuale in classifica la prossima settimana in casa contro la Liuzhou Modena, che è ancora a 0 punti. Passo falso invece della Domovip Porcia in quel di Piacenza contro la penultima in classifica. Una sconfitta che pesa parecchio sulle ragazze di Lucchetta, che in questo modo si trovano a soli 2 punti dalla zona rossa della classifica, in piena lotta a salvezza. Bisogna davvero cercare di invertire la rotta, ma sappiamo che la società pordenonese ha tutti i numeri per riuscire a spuntarla in questa pur difficile battaglia. Vediamo infine alla partita che noi abbiamo seguito in diretta streaming durante il fine settimana, ovvero Atomat Udine contro Baccheri Piacenza. Vediamo subito il risultato: ha vinto la squadra ospite per 3-1 dopo un bel match molto seguito con un pubblico davvero caldo. Non avevamo mai visto un Pala Benedetti così caliente per le ragazze di Manuel Mannucci. L'Atomat ha giocato bene a sprazzi, ma forse ha pagato l'inesperienza di alcune giocatrici contro una delle corazzate di questo girone. E lo abbiamo detto tante volte nelle precedenti puntate, la Baccheri Piacenza ha tra le sue fila 2 fresche campionesse d'Italia, due ragazze, forse sarebbe meglio dire signore vista la loro età, che hanno vinto proprio lo scorso anno il campionato italiano, e sono Laura Nicolini e Emanuela Secolo. Non potevamo naturalmente fare a meno di intervistarle, però vedrete in coda anche una piccola sorpresa con un tifoso d'eccezione per l'Atomat Udine, quel Simone Scuffet, che è diventato l'idolo di tutti i tifosi dell'Udinese. Siamo con Laura Nicolini, capitano di questa Baccheri, oggi vincente a Udine. Una partita che sembrava scivolare con una inerzia positiva da parte vostra, poi è successo qualcosa, un po' di nervosismo così, e forse avete rischiato. Sì, abbiamo rischiato appunto perché per demerito nostro, perché loro hanno continuato sul loro standard la partita, senza nulla togliere naturalmente, perché è una buona squadra, però noi ci siamo complicati un po' la vita, soprattutto un po' in ricezione, la correlazione muro-difesa, sì, e l'abbiamo riaperta. Poi sì, c'è stato un po' di nervosismo, però sono cose che possono succedere, e alla fine però è stato bello portarcela a casa per come si era messa, e quindi siamo contenti così, e siamo contenti comunque del lavoro che stiamo facendo con questo, diciamo, nuovo allenatore, che oramai non è più nuovo, però inizia a dare i frutti il lavoro che stiamo facendo, e speriamo di prepararci bene per il proseguo del campionato. Parlavi dell'allenatore nuovo, l'ho visto anche in situazioni in cui eravate in vantaggio, con toni particolarmente accesi. La trovi una cosa positiva, diciamo, questo che vi sproni anche nei momenti in cui non sembra che ci sia effettivamente un calo dal di fuori?
No, no, va benissimo così perché deve tenerci sempre sul filo, nel senso che sa cosa possiamo dare, quindi quando vede delle situazioni che sappiamo fare bene, fatte male, quindi ci tiene sempre lì. E niente, comunque speriamo di continuare, anche quando eravamo sotto ci siamo riprese e quindi questo è una cosa buona, sì. Allora ti ringrazio, ti lascio andare a farti la doccia e a presto. Grazie, ciao. Siamo con Manuela Secolo, non potevamo non chiedere di intervistarla, ti abbiamo visto nell'ultima parte di questa partita tirare giù palloni pesanti, d'altronde questo è il tuo ruolo in questa squadra. Sì, è stata una partita difficile, a tratti altalenante come gioco. È stato importante perché quando abbiamo spinto e eravamo sotto siamo sempre riuscite a recuperare e questo è un po' il mio ruolo, quello di mettere un po' di ordine, di tranquillità e di attaccare dei palloni un po' pesanti nei momenti caldi. E oggi è stato così, Udine secondo me è molto tosta come squadra, qui penso non ci avesse vinto nessuno, il pubblico è caldo e comunque è una squadra che difende e attacca bene, quindi siamo state brave. Infatti una buona partita, non ve la siete fatta sfuggire nei momenti critici. Un'ultima domanda riguardo alla categoria. In B1 il gioco magari a volte è sporco, così, o si trovano magari giocatrici con delle caratteristiche tecniche non così spiccate, per cui fanno qualcosa che non sanno nemmeno troppo bene di inaspettato. Come affronti questo nuovo aspetto, insomma, che magari conoscevi meno? Sì, l'impatto è stato difficile perché, come hai detto tu, non sempre si è legati a uno schema o quello che si studia poi avviene, perché ci sono tantissimi palloni sporchi e tantissime giocate improvvise, quindi ho cercato di un po' di resettare tutto e di stare concentrata al massimo e funziona, dai. Allora grazie, ci vediamo alla prossima Udine. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie. Siamo con Manuel Mannucci nel post partita contro Baccheri, persa l'imbattibilità però con una squadra insomma che notevole, diciamo. D'altra parte avevi anche una panchina molto corta. Sì, purtroppo Martina non era utilizzabile e quindi avevo poche soluzioni, diciamo. Loro sono molto forti, non lo scopriamo noi, anche se hanno dei punti deboli importanti secondo me, e che non siamo riusciti a sfruttarli fino in fondo. Pazienza, insomma, mi dispiace per l'imbattibilità casalinga. Però insomma era una cosa che un po' avevamo messo in preventivo, adesso l'importante è continuare a vincere o iniziare insomma con le squadre abbordabili, anche se in trasferta, ecco, questa sarà la vera sfida del ritorno. Sarà la sfida del ritorno a partire dalla prossima, vi trovate contro un Montale che ha fatto anche qualche risultato un po' a sorpresa, insomma una di quelle squadre che dovete battere in qualche modo. Non sarà così scontato, perché io studiandola all'andata ho detto questa squadra è più forte dell'anno scorso e tutto sommato penso ancora questo. Anche se poi non ha fatto un campionato d'andata proprio eccellente, però insomma è una squadra quadrata, con insomma, tanti attaccanti seri, quindi non sarà facile, vediamo. Io sarò squalificato, credo. Pazienza. La partita è stata un po' calda sotto tutti i punti di vista, però il lato positivo è che un palazzetto così qua a Udine non ce lo ricordiamo da un po' di tempo. No, per certi versi sia io che il pubblico abbiamo esagerato e di questo dobbiamo un po' riflettere. Io penso che insomma è tutto ovviamente finito, una partita e non c'è nessun tipo di problema. Poi il tifo però, quello vero, caloroso, ci è piaciuto parecchio.
Allora ci rivediamo alla prossima in casa, speriamo ancora con questo tifo caldo. Speriamo, sì. Vediamo di non combinarne altre però per aizzare il pubblico, no? Ma insomma mi sembra che quest'anno ci stia dando una mano in più del solito, siamo contenti. Siamo con Annalisa Sogni e per qualche momento anche capitano all'inizio di questa partita. Una buona partita da parte vostra, però non siete riusciti a stringere nel momento in cui la squadra avversaria era in difficoltà. Forse anche per la giovane età, che magari chiudere i palloni, quelli che scottano un po' di più, facciamo fatica. Però effettivamente in certi momenti abbiamo giocato alla pari e sicuramente con una squadra con Nicolini e Secolo bisogna essere orgogliosi, dai. C'è da essere orgogliosi, a Sprezzo è stata veramente una partita veramente alla pari, anche il comportamento delle ragazze più giovani, per esempio la Visentini direi che ha fatto un'ottima partita. Sì, esatto, poi comunque oltre a Giulia c'erano Isaura, la De Stefano, poi è partita Giuliani, la Mascherini che sembra grande ma alla fine è un 94 anche lei. Quindi 4 giocatrici arrivavano sia ai 20 anni e di conseguenza sicuramente per il futuro sarà una buonissima squadra la nostra. E, oltre a questo una buona prestazione anche da parte tua, ti abbiamo visto in una striscia positiva la volta scorsa a contro il Porcia qui al Palabenedetti, un'ottima, veramente una strepitosa partita, anche oggi un grande contributo sia in difesa che in attacco, sei in buon periodo di forma. Ma sì, per ora diciamo che sta andando bene, quindi mi sento bene fisicamente quando si sta bene, poi in ogni caso ci sono le altre che nel momento in cui non arriva una arriva quell'altra e quindi va benissimo così. Un'ultimissima nota sulla prossima partita che abbiamo visto con Manuel, non sarà per niente facile. Cosa dovrete fare? È una partita di quelle che bisogna vincere. Beh, sicuramente dovremmo fare come l'andata, che abbiamo fatto un mega partitone per riscattarci un po' dalla partita che avevamo perso 3-0 contro Piacenza. E anche loro devono fare punti e quindi dobbiamo sicuramente vincere contro quelle che ci stanno dietro, bisogna vincere e quindi speriamo di giocare al meglio. Allora ci vediamo alla prossima qui al Palabenedetti. Grazie, ciao. Scoop, al Palabenedetti c'era anche Simone Scuffet, portiere dell'Udinese, fresco della vittoria contro il Chievo per 3-0. Hai visto anche la partita dell'Atomat? Sì, sono venuto a vedere la partita, c'era la mia ragazza che giocava, quindi dopo aver giocato sono venuto a vedere anche lei, giustamente. Riesci a venire qualche volta a vederla o comunque a dare un'occhiata qui al Palabenedetti? Sì, quando ho tempo passo di qua, che le fa sempre piacere se vengo. Il tuo è un mondo dello sport un po' diverso, insomma un mondo professionistico, un mondo un po' diverso dai pallavolisti che qualche volta sono un po' troppo hippie, diciamo, nella loro visione dello sport. Noti questa differenza nell'affrontare l'impegno sportivo tra te e la tua ragazza, ovviamente? No, penso di no, la viviamo a nostro modo, anche a calcio ognuno la vive per sé, però non noto grandi differenze. Allora ci fa tantissimo piacere, come penso a tutti i tifosi dell'Udinese, che ci sia un udinese a giocare nella nostra squadra. Ti ringrazio e spero di vederti di nuovo qui al Palabenedetti. Grazie a voi, a presto. Rientriamo qui al Mega Intersport del Cittafiera solamente per ricordarvi che l'Atomat Udine si trova adesso al 6° posto, mentre il Cittafiera è al 9° posto e la Domovip è quart'ultima, proprio al limitare della zona retrocessione. Ci rivediamo nella seconda parte per parlare di B2. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato,
ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Ristorante e pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, Il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto Il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante e pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Ben ritrovati amici di FVG Sport Channel alla seconda parte di Mega Intersport Sottorete, sempre qui dal Città Fiera, dal Mega Intersport per l'appunto, per parlare un po' di B2. Non ne parliamo spesso di B2 maschile, però è il caso di ricordarvi che la Piera Martellozzo è ancora prima in classifica nel girone D di B2 maschile, cosa che potrebbe significare alla fine del campionato una promozione diretta alla serie maggiore. La Viteria 2000, con un'annata un po' tribolata, vince in quest'ultimo turno e ora è al quarto posto, e vi ricordiamo che sabato sera si giocherà il derby proprio in quel di Prata, un derby che sarà naturalmente seguitissimo come al solito. Vediamo, siamo stati spesso al palazzetto di Prata e l'abbiamo sempre davvero visto pieno di tifosi dell'una e dell'altra squadra naturalmente, quindi in bocca al lupo a tutte e due le squadre.
Passiamo adesso alla B2 femminile. Noi nel fine settimana abbiamo seguito integralmente la partita del Talmassons, della CDA Talmassons contro lo Spacci Occhiali Vision Volley Codogné. Una partita che le ragazze di Castagnaro hanno vinto 3-1 con qualche brivido sul finale. Nei primi 2 set sono andate veramente sul velluto, vincendo a 15 e a 16, e poi le cose si sono improvvisamente complicate. Le ragazze di Castagnaro si sono un po' adattate al gioco delle avversarie senza riuscire a esprimere quel gioco spumeggiante che era stato loro nei primi 2 set. Comunque l'importante era conquistare i tre punti, anche perché il Chions in contemporanea stava giocando con la terza in classifica, e il Chions ha messo a segno il colpaccio, ha vinto contro l'Ezzerina Carinatese per 3-0, e così si è materializzato il sorpasso del Talmassons, che ora si ritrova al terzo posto in piena zona playoff. Prima di lanciare le interviste vi ricordo i risultati delle altre regionali. La San Giorgina perde per 3-0 contro l'Argentario, pur disputando una buona partita, e così l'Argentario, dove ricordiamo giocano 2 friulane, il libero Anna Sioni, ricordiamo proprio di Udine, anzi di Palmanova, e anzi la salutiamo perché sappiamo che ci segue. Dicevamo, la San Giorgina perde per 3-0 con onore sul campo dell'Argentario. Il Monfalcone assesta un colpo contro lo Spes Belluno, vincendo per 3-1. Complimenti a questa neopromossa terribile di coach Corvi. E del Chions abbiamo già parlato. Possiamo terminare con le interviste che abbiamo realizzato nel dopo partita di Talmassons Volley Codogné. Siamo con Alessandro Sorrenti, allenatore del Codogné. Una partita che nei primi 2 set sembrava già segnata, poi siete riusciti con una grande pressione al servizio e anche direi con qualche cambio azzeccato a far scorrere qualche goccia di sudore sulla fronte delle ragazze di Talmassons. Purtroppo è la terza trasferta che facciamo e che iniziamo la partita in questo modo. Non so, stiamo provando a trovare delle soluzioni. Io diciamo che sono 2 mesi che ho preso la squadra, per cui sì, sto anche finendo di conoscerla da un certo punto di vista. Però sì, purtroppo l'inizio è stato non buono, poi ci siamo ripresi, siamo cresciuti, i cambi si sono rivelati azzeccati, però sì, ecco, non sono soddisfatto di come abbiamo iniziato, poi alla fine abbiamo pagato qualche errore di frenesia di gioco di troppo, però sì. Come dicevi tu, qualche errore di frenesia, i punti li avete fatti soprattutto giocando e rigiocando la palla, insistendo con varie soluzioni. Sicuramente è una posizione complicata la vostra in classifica, però è anche molto corta la classifica. Sì, qui quello è, diciamo che è chiamiamola consolazione, che comunque siamo ancora molto attaccati tutti quanti. Chiaro che probabilmente non era questo un campo dove venire a far punti, abbiamo provato, almeno in settimana abbiamo provato a quello che secondo me era da fare contro di loro. Per 2 set non siamo riusciti a farlo, poi abbiamo lavorato un po' meglio su muro difesa, anche come tattica e come efficacia di servizio, e siamo un po' cresciuti, però è chiaro che ci manca ancora un qualcosa per essere competitivi contro queste squadre. Siamo con Francesca Zaccariotto, centrale di questa CDA Talmassons, oggi vittoriosa, una buona prova la tua. Sì, dai, è stata un po' ad alti e bassi come più o meno quella di tutte, però dobbiamo essere soddisfatte, alla fine abbiamo portato a casa questi 3 punti importanti, brave loro anche che hanno approfittato di questi nostri cali, ma insomma dai, bisogna ritenersi soddisfatti. È una buona prestazione la tua. Dall'altra parte del campo c'era una ragazza che insomma conosci bene, Nadia Villa. Sì, Nadia Villa del Pordenone, è stato un bel derby per noi, è sempre un piacere giocare contro di lei. Dai, stavolta non l'ho vinta io, vedremo.
È la prima volta per te in un campionato di B2, l'abbiamo accennato, abbiamo accennato anche telecronaca, vieni da una Serie C, com'è questa esperienza? La prima volta che lo sentiamo dalla tua voce? Beh, per me può essere solo positivo, è un onore e per me ovviamente è un bel motivo di crescita, anche sia personale che come atleta, e posso essere solo onorata insomma di giocare con il Thelma Sons in B. Tu fai l'università, se non sbaglio, è difficile coniugare l'università, che comunque immagino sia impegnativa, e gli allenamenti, che anche quelli penso siano impegnativi? Sì, indubbiamente, anche perché io sono all'Università a Trieste, quindi devo fare un po' su e giù, però in realtà pensavo peggio, riesco comunque a combinare le due cose, insomma si fa quel che si riesce, meglio che si può. E così insomma. Allora ti ringrazio, complimenti per la partita e ci rivediamo alla prossima. Grazie. Stefania Nardone, una delle più esperte di questa CDA Thelma Sons. Oggi farei un po' le veci dell'allenatore, ti chiedo un commento un po' generale su questa partita. Primi 2 set senza storia, li avete vinti sul velluto, poi cosa è successo? Comunque 3 punti portati a casa, che è la cosa importante, però poi c'è stato un attimo di buio. Ma il nostro buio, diciamo che ogni tanto succede quando le altre squadre iniziano a mostrarci un po' i denti, no? Come dice anche il nostro allenatore, e quindi noi invece di sapere le nostre potenzialità e quindi metterle in atto, siamo un po' che andiamo a giocare al loro gioco e quindi ci basiamo un po' su di loro, oppure ci facciamo cadere delle palle un po' diciamo stupide, quindi cos'altro dire? Abbiamo avuto questo vuoto incredibile, che però dai, almeno abbiamo portato a casa questi 3 punti, quindi ci va bene così. Andava bene anche perché la panchina, proprio per il tuo ruolo, per le bande, era piuttosto corta, praticamente non avevate cambi, e quindi bene così i 3 punti. Che dire, un percorso, il vostro, che si sta rivelando comunque ampiamente positivo. Qui in casa solo l'Argentario ce l'ha fatta. Sì, qui in casa solo l'Argentario, e anche lì l'influenza ci aveva penalizzato, quindi eravamo senza la nostra capitana che ha giocato un po' no, quindi insomma abbiamo un po' questa influenza che ce la stiamo portando dietro da gennaio e ci ha preso un po' tutte, però adesso bisogna iniziare a fare un po' di punti anche fuori, se vogliamo mantenere un livello abbastanza alto. Soddisfazioni ci sono. Anche le giovani insomma stanno prendendo un po' il nostro ritmo, quindi incrociamo le dita un po'. Un buon team. Un'ultima cosa proprio su questo girone: ci sono tante formazioni che sono meno tecniche di voi, e quindi magari a volte la difficoltà è anche quella di giocare contro formazioni non molto tecniche, che fanno delle cose magari anche inaspettate. L'hai notato questo durante il girone di andata, oppure è un'impressione che può avere un telespettatore da fuori? No, assolutamente, c'è un'impressione che abbiamo tutte, e non è più, diciamo che il livello di B2 è comunque cambiato. Anni fa era un livello dove tiravi forte, la palla stava tanto su prima di cadere e non cadeva mai per una palletta. Adesso invece hai questo gioco sporco, come lo chiamiamo noi, dove smanacci e fai un po' più di pallonetti, e quindi per la nostra squadra, un po' per la mentalità che abbiamo noi, diciamo vecchie, è più difficile abituarci. Stiamo cercando di fare queste palle sporche così, e quindi è un livello molto diverso sicuramente. Queste smanacciate qua sono una tortura continua. Allora, su queste smanacciate che torturano le nostre ragazze finiamo questa intervista. Ti ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao. E per oggi è proprio tutto per Mega Intersport Sottorete, una puntata un po' stringata che però vi ha permesso di avere tutte le news sulle squadre regionali dei campionati nazionali, e oltre a questo di vedere delle interviste niente male, direi, per questa settimana. Vi salutiamo ricordandovi che seguiremo la partita del Martignacco in casa contro la Liuzhou, e che potrete rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione sul sito www.fvgsportchannel.com. E ora è proprio tutto, vi ringraziamo per essere rimasti con noi e alla prossima!